Amici di Zona Nuoto, rieccoci al centro termale Columbus, l'unica delle piscine che abbiamo visitato durante l'inverno che per l'estate non cambia vestito. Alla Columbus infatti si nuota sempre all'aperto, grazie all'acqua termale che mantiene sempre una temperatura gradevole al corpo. Diciamo che cambia proprio niente, perché l'attività noi sia d'estate che d'inverno la teniamo sia dentro che fuori. Parliamo ora dei corsi nuoto per adulti, con una grossa fetta di clientela che sceglie la Columbus per scopi terapeutici. Principalmente vengono mandati dal medico per potersi mantenere in forma, perché hanno problemi di schiena, di circolazione e tante altre cose. Quindi il nuoto, essendo un'attività dolce, si può fare anche a livello dilettantistico e non provoca traumi nel fisico. E quindi vengono per imparare, perché fondamentalmente, essendo adulti anche di una certa età, la maggior parte non sa nuotare. E assieme ai corsi nuoto per adulti c'è l'attività motoria, rivolta però ad un'utenza più avanzata con l'età. L'attività motoria viene svolta per una fascia di età che va dai 55 agli 80 anni. Benefici: noi abbiamo l'acqua termale, quindi sicuramente un beneficio per l'acqua, per la temperatura dell'acqua che non è mai fredda, quindi stanno bene in acqua calda, e per i movimenti è una ginnastica dolce che viene fatta in acqua. Fra le varie attività svolte per l'utenza adulta c'è sicuramente molto interscambio. Assai frequente è il passaggio dall'attività motoria ai corsi nuoto per adulti. Alcuni passano al nuoto. Sì, alcuni passano al nuoto perché vincono un po' la paura. Diciamo che con l'attività motoria l'attività viene svolta in piedi, quindi la parte superiore del corpo, soprattutto la testa, è fuori. Un po' alla volta prendono confidenza nei movimenti, riescono a vincere la paura e ad avvicinarsi all'acqua anche con il viso. Ed una componente fondamentale è certamente lo spirito di gruppo e l'amicizia che si viene a creare fra i corsisti. Sicuramente poi si divertono tantissimo e rimangono fedeli per anni, finché proprio non ce la fanno più a venire, perché si divertono, trovano la compagnia, insomma fanno gruppo. Idromassaggi, fungo, cascate d'acqua ed altre componenti che potrebbero sembrare ludiche in realtà fanno del centro termale Columbus una vera oasi del benessere. Idromassaggio, quindi proprio un massaggio naturale fatto dall'acqua, e poi la piacevolezza, insomma, di avere le cascate. Innanzitutto si impara a nuotare bene, una linea che si acquisisce, soprattutto per noi di una certa età ti tiene in movimenti tutti i muscoli, ti previene il mal di schiena, i cervicali, un sacco di cose che fa bene questa acqua termale. E poi l'insegnante che è molto brava, anche questo ha la sua importanza. E ci sono le amiche da chiacchierare, quindi anche questo è molto bello. Io l'ho sempre frequentata da più di 30 anni, questa piscina è come fosse a casa mia, si può dire, e per questo continuo sempre a venire negli anni. E fra tutti gli utenti ci sono anche quelli che hanno esigenze particolari, sempre legate a determinate situazioni fisiche. Ecco quali sono le richieste. Principalmente di evitare certi esercizi perché hanno male alla schiena, e poi qualcuno vuole migliorare lo stile, arrivare a un livello un po' più alto, però di solito è solo per fare fiato, per irrobustire la schiena.